Amici bellini, veramente come dice Vigliotti è successo di tutto tra ieri e l'altro ieri e noi dato che abbiamo un po' di tempo da ammazzare perché c'è la partita oggi e parliamone. No, è perché tra il premio ad Osimhen, il campionato turco, quello che è successo a Cagliari, che è qualche cosa... Alessandro Zebra, benvenuto. Zebra, insomma, un animale, però è un animale di per sé nobilissimo. Poi non ci piace per una serie di cose. Lasciate il like per il Natale. Mi permetto di chiamarlo così. Lo faccio comparire e buonanotte perché va bene così. Vi giuro non so da dove cominciare, ci vorrebbero 4-5 video mini, però io non amo fare i video mini perché chi se li vede, insomma, mettetelo in sottofondo, fate le cose vostre, lavate i piatti, perché a partire da Osimhen, che sì, lo sapevamo, oramai l'avevamo saputo che avrebbe vinto lui, però ci sono anche delle cose nuove, perché è tornato sulla questione del TikTok e ha scagionato completamente il Napoli, ha scagionato ADL, ha detto che tra ADL e il figlio Edoardo si sono messi a suo supporto, poi si è chiarito con il responsabile della cosa che non gli era piaciuto, quindi molto molto bene da questo punto di vista Osimhen che ci ha tenuto a chiarire. Un po' meno bene, se mi permettete dire, perché io lo sapevo, ho difeso il ragazzo a sparatratta, un po' meno bene quando ha ricevuto il premio, una parolina per Spalletti, per i compagni, per il Napoli, per i tifosi, ci poteva stare. Invece vabbè, lui ha ringraziato Dio, ha ringraziato i suoi idoli, tutta una serie di ovviamente di suoi connazionali. La parolina piccola per il Napoli non mi sarebbe dispiaciuto. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Speriamo insomma che è tornato, che è riposato, che gioca, che segna, perché ci serviranno tantissimo i suoi gol. Recap della Serie A, ma proprio velocissimo, perché poi vi anticipo gli argomenti. Il Cagliari, questa è la cosa. Attenzione al Cagliari. Questo è successo, cioè addirittura hanno sospeso il campionato turco. Arriviamoci con calma. Tra l'altro è successo anche, ve lo faccio sentire a fine video, perché per chi è all'estero e non sente DAZN così, è uscito l'audio VAR, se ne parlerà sicuramente oggi. È uscito l'audio VAR di Lobotka, il fallo di Lautaro su Lobotka, dove 3 arbitri no, ve lo faccio sentire dopo. Allora, Max XG lo fa l'Inter, ok? Perché noi lo diciamo, il rigore su Lautaro non c'è, però l'Inter è forte e l'Inter crea i presupposti e questo è il Max XG di giornata 3,34. Quindi siamo belli chiari che se il Max XG di giornata è dell'Inter, il minimo XG è quasi della Juventus, quindi le due che si lottano allo scudetto quest'anno, che insomma sono in grosso vantaggio, una fa il Max XG e una fa il min XG di giornata, il che in realtà non è la Juventus con 0,66 ma è la Salernitana con 0,60, ma siamo lì ed è importante dirla questa cosa, perché è vero che io ho detto benino il Napoli, però c'è da dire che la Juventus XG quest'anno li sta creando, non giocano bene, rinunciano al possesso palla, non sono belli da vedere, ma le occasioni le creano perché sono bravi a riversarsi. In questo caso non sono stati nemmeno bravi a riversarsi, è successo veramente pochissimo, quindi un punto di favore al Napoli e a Mazzarri va dato, perché come vedete se facciamo la conta degli XG, Inter, Napoli e Juventus. Quindi la Juventus sta lì, ha creato più o meno i nostri stessi XG, che è anche un po' preoccupante, se vogliamo. Però c'è da dire, quindi non aver fatto creare alla Juve non è poco. Ma attenzione al Cagliari, e ci arriveremo perché ne dobbiamo parlare velocemente. Si comincia ovviamente con Verona-Lazio. È un upset di giornata, la Lazio che non riesce a vincere col Verona, i gol degli ex, abbiamo il gol di Zaccagni, abbiamo il gol anche dopo di Casale, che pure lui non esulta però verrà annullato, e poi c'è il gol di Henry,
insomma, quindi ancora maluccio la Lazio, che però sta lì. Se tu vai a vedere la classifica, stanno lì ed è incredibile. Atalanta-Milan è successo veramente l'impossibile, con Lookman sugli scudi, poi Giroud, ancora Lookman su assist di De Ketelare che si mangia un gol, fatemelo dire, perché mi sono dimenticato di segnalare una cosa della Lazio. Guardate come sono belli compatti perché dopo vi devo far vedere pure l'Udinese al calcio d'inizio, tutti belli chiusi dietro, una paura di va fatto notare, anche perché dopo vi devo vedere una cosa dell'Udinese. Quindi l'Atalanta, il De Ketelare si mangia un gol, che noi ci lamentiamo di quello di Kvara, ma De Ketelare andava preso e sostituito. Poi invece tu, con un po' di fiducia, lui continua a giocare e fa anche l'assist vincente per Lookman. 2 miracoli di Magnan che si continua a dimostrare, insomma, un portiere magari può fare anche ecco, la Papera non vi deve spaventare. La Papera va bene se poi ci sono i miracoli. La Papera da sola no. Però di solito il miracolo Magnan te lo fa. Forse il gol di Giroud era un po' viziato da un fallo a centrocampo, ma questo rientra nel discorso degli arbitri che è interessante se ci spogliamo della sciarpa, ma lasciamo perdere. Poi Jovic e poi Muriel fa un gol geniale, fa uno di quei gol geniali. I gol di tacco, uno l'aveva fatto Zaccagni, uno lo fa Muriel, insomma una giornata anche molto creativa. Dopodiché, sempre velocemente, Inter-Udinese finisce 4-0, Lautaro prende prima un palo prima di sbloccarlo con quel rigorillo, Çalhanoğlu fa 6/6, 10/10 se considerate tutta la sua carriera con l'Inter. Poi Di Marco ne segna pure uno, Thuram, insomma Lautaro, insomma vanno alla cosa. E guardate l'Udinese come parte, cioè come batte proprio il calcio d'inizio con grande personalità. Sembra proprio quel Napoli lì. Non basta mettersi tutti lì. È un'immagine simbolica che ci piace tantissimo, quindi non pensiamo alle cose, dobbiamo una nuova era, ma veramente serve una nuova era. Dopodiché, andando veloci su quello che è stato, magari Frosinone e Torino saranno successe delle cose bellissime, e sul Frosinone noi faremo un approfondimento perché si avvicina anche la Coppa Italia, attenzione, ma non è ancora lasciamo perdere Monza Genoa, Palladino chissà se è pronto per noi, e lasciamo perdere anche Salernitana Bologna, perché alla fine ne ho parlato su Twitter. Io alle volte, adesso che sto utilizzando anche gli altri social, mi trovo alle volte in difficoltà, dico ma questa cosa l'ho già detta e non vorrei azzelliarvi con cose di ripetizioni che non mi sembra il caso di fare. Però la conferma su Thiago Motta, che insomma probabilmente l'idea non era male, quella di prendere Thiago Motta, poi non sei riuscito a prendere perché ti ha detto di no. Ecco le due facce di ADL, l'intuizione che magari era anche buona, però se ti ha detto di no ti devi chiedere il perché. Non vogliono avere a che fare con te tutti, là te lo devi chiedere, però oramai è fatta. E si arriva a Roma-Fiorentina, che passa la storia più che per il grande gioco, passa la storia per quel bruttissimo fallo di Lukaku. E vi posso dire subito che tutti i siti stanno riportando una notizia che non dovrebbe avere 2 giornate, né 3 né 2, insomma con il Napoli ci sarà, anche perché è un fallo grave di gioco, perché la palla era vicina e quindi non è un atto violento, anche se il colpo è molto violento, a tutta velocità, in volo, insomma è un bruttissimo fallo, e se non avesse avuto la prontezza di alzare il piede avrebbe rischiato brutto, là si spezzano le gambe, si spezzano le caviglie. Però non c'è da essere contenti di non avere Lukaku, perché probabilmente si riposerà e lo ritroveremo fresco contro di noi. Idem dobbiamo capire Dybala, che ha avuto un problemino muscolare e quindi potrebbe anche lui riposare. Quindi il demone di Frattamaggiore, là, il demone tutti quanti, il demone di Piacenza, il demone di Pescara, il demone di Livorno, niente, alla fine non penso che ci andrà bene. Una traversa Bonaventura la prende, il gol lo fa Martinez Quarta, questo difensore che si butta in avanti nel gioco di Italiano, però Italiano che finisce 11-9 non riesce a vincere questa partita, e qualcuno si sta chiedendo se è pronto per il grande salto, per fare una squadra insomma che vuole puntare ai primi 4 posti.
io dico facciamogli fare ancora un po' di esperienza. Italiano, non ho fretta di vederlo sulla nostra panchina. Poi Empoli-Lecce 1-1, pellecchia di Beriscia, e quindi Banda segna solo così con le pellecchie, e un autogol di Rafia, e quindi andando velocissimo, e poi si arriva al Cagliari che non muore mai. Il Cagliari, questo è proprio veramente il Cagliari di Ranieri, sembra il Napoli di Mazzarri che veramente non muore mai, e sul extra dell'extra time non solo la pareggia ma la vince anche. Attenzione al Cagliari, perché Pavoletti fa questa rovesciata così. Prima di tutto sono molto temibili sui cross, che è il nostro punto debole in questo momento. Attenzione, è un dato che l'avete sentito qua per la prima volta. Perché lo dicevano anche i miei amici bellini abbonati. E che cosa notate? Sono proprio le prime partite di Mazzarri. Cioè Mazzarri deve incontrare l'Atalanta, bravi sui cross, deve incontrare l'Inter, bravi sui cross, deve incontrare la Juventus, bravi sui cross, e deve incontrare il Cagliari, i migliori sui cross. Quindi vedi, cross precisi, 6.5 a partita, vuol dire che questi 6 volte, tra 6 e 7 volte a partita, mettono un cross sulla testa dell'attaccante. Attenzione, attaccanti che si sono anche ritrovati, perché per un po' ha avuto delle difficoltà il Cagliari, che doveva arrangiare con Petagna. Adesso c'è Petagna, c'è Shomorudov, hanno recuperato la Padula e gioca pure Pavoletti, e Ranieri non ha paura a metterli anche tutti insieme nei finali quando deve recuperare la cosa. Attenzione, perché questa poi diventa un drammone sportivo. Il Cagliari non è fortissimo in tutte le zone del campo, però attenzione che questi nomi che vi ho fatto stanno togliendo delle soddisfazioni ai tifosi. Attenzione. Però questa l'avete sentita qua. Beh, ovviamente ci sarà tempo per chissà se faremo la conferenza. Nel frattempo poi ce lo studiamo per bene. Però quello che è successo col Sassuolo è qualcosa di molto più sconvolgente e spaventoso. E io sono troppo contento che il Cagliari abbia vinto, perché queste cose... Allora, io ne ho visti di giocatori perdere tempo, insomma, di rotolarsi sul campo per perdere quel minutino in più, di portieri che non rinviano mai, di palloni buttati in avanti, insomma... Ne abbiamo viste di cotte e di crude. Questa qui non l'ho mai vista, con l'arbitro così presente non l'ho mai vista. Ringrazio Vince Anghissà che su Twitter me l'ha segnalata, perché non me la potevo perdere, e non ci sarebbe stato modo di vederlo perché non c'è nessun highlights. Quindi ci pigliamo le nostre responsabilità, speriamo la Madonnina, e questa è una perla, ed ecco perché dovete essere iscritti a tutti i miei social, perché qualcosa si perde. Signori, guardate bene, guardate, ma fino in fondo, perché poi lui fa pure finta di essersi fatto, ma non sa dove. Allora, cioè, Bairami viene c'è una spalla a spalla sulla linea di fondo, viene praticamente buttato sui cartelloni pubblicitari alla schiena. Ok, benissimo, e ci sta tutto. Siamo al 92esimo, ci sta tutta, con il Sassuolo in vantaggio, ci sta tutto, ma lui si sta lamentando del dolore fuori dal campo. Il che cosa vuol dire? Che il gioco può riprendersi e si può battere un calcio d'angolo per il Cagliari. Tosvert cosa fa? Cosa pensa bene di fare? Ha detto: mo lo prendo e lo trascino in campo, in modo tale che devono chiamare la barella, si perde più tempo, non si può riprendere il gioco. Ma voi veramente state facendo? Ma voi veramente vi credete di poter fare qualsiasi cosa pur di perdere tempo e pur di non giocare a pallone? Ma scherziamo? Cioè, quello se lo trascina, che quello sta veramente, ci tengo a dirlo, quello la botta l'aveva preso. È veramente doloroso. Arriva il tuo compagno di squadra e ti ritrascina in campo per perdere tempo, con l'arbitro davanti. L'arbitro che lo guarda, Mariani lo guarda proprio sconvolto, dice: ma che stai facendo? Cartellino giallo normale, viene accerchiato come sia normale, e poi fa pure finta di aver preso un pestone, di aver... Che ho detto? Che ho fatto? Niente. Non sa nemmeno lui. È veramente qualcosa di spettacolare. Mai visto una cosa del genere. E il calcio così finisce, ve lo dico prima. Il calcio finisce, non è più credibile. E non ci riprendiamo più. Poi se andiamo a vedere cose
ancora più gravi di questo, perché questo è il calcio giocato mortificato da atleti che invece di puntare sulle loro capacità puntano su questi mezzucci tremendi. Purtroppo questo invece ha portato alla sospensione a tempo indeterminato, si capirà quando si riprenderà, del campionato turco. Qua stiamo parlando di Serie A, qua stiamo parlando di Ankaragucu contro Rizespor, una partita, due squadre di media classifica del campionato turco che si sono affrontate in un 1-1 rocambolesco, ma nemmeno più di tanto. Io ho guardato gli highlights, poco da segnalare. Sì, ci sono state un paio di espulsioni, una per parte, c'è stato un gol annullato dal VAR, ma non ha proprio, perché uno se lo chiede, dice ma che è successo per arrivare addirittura il presidente, e facciamo nomi e cognomi perché chi li conosce a qui, Faruk Koka, il presidente dell'Ankara di corsa va verso il campo e sferra un pugno all'arbitro, che poi si accascia a terra e viene anche preso a calci da altri dirigenti, altri tifosi che hanno fatto invasioni di campo. Veramente siamo alla fine del mondo per come lo conosciamo. Ed è stato bello il messaggio del governo turco, che praticamente il vile attacco non solo è stato rivolto contro l'arbitro Meler, attacco disumano e spregevole è stato compiuto contro tutte le parti interessate al calcio turco. Chiunque porti costantemente alla luce alcuni eventi accaduti anni fa come se fossero accaduti oggi è responsabile di questa bruttezza. Insomma, si dice di chi poi aizza anche la folla. Attenzione Mourinho, attenzione a quello che successe con l'arbitro Taylor nell'aeroporto, attenzione, avete delle responsabilità. Quando poi sul fallaccio di Lukaku Mourinho ride, e no, devi condannare, e invece di condannare Mourinho porta la fotografia di un altro fallo più o meno simile fatto dalla Fiorentina. Si rischia di aizzare le folle veramente. Rinviate a tempo indeterminato tutti i campionati e si vedrà. Qua deve succedere veramente, deve succedere retrocessione, squalifica lunga, insomma queste sono cose inaccettabili, perché poi non lo accettiamo nemmeno da un tifoso e non si può accettare da nessuno, ma se lo fa il presidente della squadra, buonanotte. Oltretutto ce lo aggiungo, ma non ce lo dovrei aggiungere, cioè se anche fosse stato un arbitraggio scandaloso spudoratamente a favore della squadra avversaria, nemmeno sarebbe giustificabile, ma vi assicuro che dagli highlights niente di straordinario. Vediamo cose in Serie A molto più gravi tutti i giorni, come ad esempio, e non ve lo posso far vedere ma probabilmente sentire, l'audio, proprio brevemente, se no viene troppo lungo, l'audio del fallo di Lautaro su Lobot, che più lo rivedo e più mi rendo conto, sì, Lautaro prende la palla ma poi lo abbatte quando Lobot stava recuperando il pallone, si appende proprio e lo abbatte. Fallo assolutamente no, controllo il proseguo dell'azione. Vado, mai. Ha preso il pallone e lo gioca chiaramente. So che infatti faccio controllare perché dopo. faccio controllare perché parte l'azione, ma non è mai fallo, mai, fidati. Mai Fallo. Vai. Vai, gol, controlla. Vai, gol. Cross. Non è mai, hai visto male, ero un metro. No, hai visto male. Hai visto male. Hai visto male. Tu. Aspetta un attimo per il pallone, aspetta la conferma. 3 minuti faccio, Davide, Quello là in fondo di Marco. Gol regolare. Allora, abbiamo visto che c'è il controllo sul fuorigioco. Qui c'è un arbitro a 1 metro che dice ai giocatori, addirittura in inglese, era 1 metro, non è mai fallo. Parla pure in inglese, guarda, perché guarda, fra l'altro poi faremo vedere una curiosità di come funzionano i monitor, e dice non è mai fallo. Il problema è che qui, insomma, io che non conto nulla, Luca Toni, Ciro Ferrara, lo stesso Marelli, insomma, invece di guardando l'azione il fallo l'abbiamo visto. Insomma, poi sentendo gli audio della sala VAR non è che uno si tranquillizza assolutamente, però Massa ce lo dobbiamo ricordare chi è. Io cerco sempre di evitare di individuare il nome preciso con le cose precise, però Massa è uno di quelli che ne ha fatta una dietro all'altra, una dietro all'arbitro. Ricordiamo l'espulsione a Spalletti per nessun motivo, Spalletti che era proprio anti-alibi, non parlava mai degli arbitri. Ricordiamo quella Insigne, insomma, lasciamo perdere.
e credo di aver coperto un pochino tutti gli argomenti. Dovrebbe esserci già, e potete andare, dopo aver lasciato il like su questo, potete passare nella home di YouTube dove c'è già l'anteprima, insomma la preview, come si dice, la live già pronta per i like preventivi, così ci prepariamo a questo passaggio del turno di Champions, perché a quello ci dobbiamo preparare e a nient'altro. Fiduciosissimi. E se avete guardato tutto il video, siamo noi quella, all'interno della community che comunque segue, clicca su tutti i video, lascia mi piace. C'è anche quelli che riescono ad arrivare fino alla fine e hanno il tempo di lasciare una bella emoji. Lasciamo l'emoji della tazza, ecco, una tazzina, l'emoji della tazza che può portare bene. Non si sa se gioca il ragazzo, però lasciamola, un emoji della tazza per quelli che hanno guardato tutto il video, i miei eroi. Sempre uniti alla riscossa. Vi abbraccio, vi bacio da New York. Valerio Fluido è tutto. Se ho dimenticato qualcosa me la dite voi.